In compagnia di Toto Bastias al termine di questa forse pesante sconfitta dell'Hockey Club Emilia nell'ultima giornata contro il Trissino, 14-0, forse è mancato anche l'atteggiamento da parte delle tue ragazze? Hai detto bene, ci sono forme e forme di perdere e quando manca l'atteggiamento sapevamo che questo sarebbe un campionato molto difficile, che era un campionato di crescita, però quando arrivi e non hai la grinta giusta, la voglia giusta, si fa un torneo per crescere, però alla fine non dimostri che hai la grinta e l'atteggiamento giusto per giocare, finisce il tabellone così, 14-0. Credo che eravamo molto cresciuti durante la stagione, abbiamo fatto partite buone, dove si aveva visto una crescita, però purtroppo l'ultima partita è mancato l'atteggiamento, è mancato la voglia, la concentrazione, e così con una squadra come il Trissino, che è meritato assolutamente per quello è lì dove è in classifica, non puoi arrivare con quell'atteggiamento lì, mancanza di concentrazione, di voglia, di grinta, quando solo alcune giocatrici lasciano tutto in pista, l'altra metà non dimostra che ha voglia di giocare, se finisce così, che non è il meglio. Ecco, parlando al di là di questa partita, ti chiedo l'opinione un po' in generale di questa stagione, perché come hai detto tu è stata una stagione di crescita, sono arrivato anche un paio di vittorie, ma qual è il punto finale? Io mi tengo lo buono della stagione, che abbiamo lavorato, abbiamo creato una squadra molto giovane con la pretesa soltanto di crescere. Ero molto conforme fino a oggi di come veniva tutto fino adesso, però oggi mi vo con un po' amaro, l'amaro in bocca. Aspetto che la prossima stagione si ci capita di continuare, migliorino soprattutto l'atteggiamento, la voglia, la grinta e la professionalità al momento di affrontare una partita come questa, quando devi giocare soprattutto concentrato, con grinta, con voglia, perché hai di fronte una squadra che è fortissima, di sicuro non vincevamo o era molto difficile vincere, però perdere di questa forma a me non piace. Grazie mille. Grazie a te.